Facciamolo risuonare il nostro grido alle orecchie di Dio. Ne abbiamo diritto. Siamo il suo popolo, stiamo soffrendo. Sappiamo che Lui conosce tutto, conosce il nostro animo, la nostra sofferenza, il nostro smarrimento, ma non dobbiamo vergognarci di esprimere a Lui, che ci ama, quello che abbiamo nel cuore. È un appello a liberare il proprio dolore di singoli e di comunità, quello che parte da Don Claudio nel giorno dell'ultimo saluto a Daniele De Re, uno dei 4 ragazzi morti nella strage di Godega poco meno di una settimana fa. Sulla bara di legno chiaro, la sciarpa del team Bosco Orsago, la bici e l'informatica erano le grandi passioni del 18enne, studente all'Istituto Kennedy di Pordenone. La chiesa di Cordignano non è riuscita a contenere l'affetto e il cordoglio di centinaia di persone strette a mamma Federica, papà Ivan, al fratello Giulio e ai nonni. Di fronte a questi avvenimenti ci sentiamo piccoli, senza possibilità di scampo. Penso a voi genitori, famiglia di Daniele, ma penso anche a voi giovani che sperimentate, magari per la prima volta, più da vicino, questa realtà dolorosa, la mancanza improvvisa di una persona cara. Una vita interrotta bruscamente, troppo presto, tante quindi le parole non dette. Lo stesso Daniele, ricorda il migliore amico, parlava poco, preferiva i gesti concreti, le relazioni autentiche. Vorrei che potessi spiegarmi perché dobbiamo salutarci così presto? In questi 11 anni, nonostante tu sia sempre stato dannatamente enigmatico, sono riuscito a conoscerti in diverse sfumature, tutte legate da un cuore troppo grande per essere nascosto dalla tua felpa nera. Nella nostra amicizia i gesti sono sempre venuti prima delle parole, ma ora non posso che dirti che ti voglio bene. Che ho sempre ammirato la tua mente geniale, le tue intuizioni e il tuo modo di affrontare le cose. A rappresentare lo shock di tutta Cordignano è il sindaco Campagna. Nella stessa chiesa arcipretale nelle prossime ore si dirà addio anche a Daniele Ortolan, dopo che nel pomeriggio nella vicina Caneva si sono celebrati i funerali di Marco Da Re. È un fatto veramente grave che ci ha colpito tutti e credo che una cosa del genere non ce la potremmo dimenticare facilmente. Ieri purtroppo a causa dell'allerta meteo abbiamo dovuto annullare la veglia di preghiera che avevamo organizzato. Adesso stiamo vedendo anche compatibilmente con le condizioni di riproporre qualcosa per domani sera. Le famiglie ci tengono, quindi vedremo se riusciremo a fare questo. Ci teniamo anche noi. Daniele De Re, Marco Da Re, Daniele Ortolan, Xuliano Chellici, assicura il sindaco, non saranno dimenticati. Adesso chiaramente il dolore è ancora forte e vedremo in futuro come ricordarli. Sia santificato il tuo nome.